Sembrava tutto risolto nella serata di venerdì quando era stato dato il via libera alla riapertura al traffico della statale 47. Invece la fuga di gas causata da un cantiere per la posa della fibra ottica era ancora attiva. Alcuni residenti nell'area interessata per 24 ore dai lavori all'incrocio con via Campagnola e via Sacro Cuore hanno percepito l'odore del gas rivelato da alcuni reagenti che erano stati diffusi. Sapevamo che si era lavorato tutto il giorno per ripristinare la strada e quindi poi consentire la viabilità, però c'è stata una segnalazione da parte dei privati che appunto lamentava presenza di gas e quindi con l'intervento dei vigili del fuoco hanno verificato che c'era un accumulo. Ci sono volute altre 24 ore di lavoro da parte di una decina di tecnici di Italgas per risolvere il problema e favorire la dispersione del gas accumulato. L'azienda in una nota ha precisato che è stato effettuato un intervento anche col supporto dei vigili del fuoco di Bassano per far disperdere in atmosfera eventuali accumuli localizzati dovuti alla peculiare conformazione del sottosuolo. Italgas annuncia che si rivarrà sui responsabili dell'evento per il risarcimento di tutti i danni subiti. È attesa per le prossime ore la rimozione completa del cantiere e la riapertura al traffico. Proprio la viabilità è stata il secondo punto dolente di questa situazione. Molti, pur nel disagio, hanno apprezzato l'assenza di traffico, ma l'assenza di alternative nei percorsi ha sovraccaricato le strade secondarie. Purtroppo la statale che attraversa l'intero abitato di Rosà nord-sud apporta un traffico insomma, che tutti noi conosciamo, lo sosteniamo da tempo. Il tema è anche il traffico est-ovest in realtà, perché le nostre arterie sono impegnate pesantemente da chi attraversa il nostro territorio anche per immettersi in pedemontana, banalmente perché sappiamo che l'accesso della pedemontana è a nord di Rosà, poi noi siamo d'accesso a Bassano e siamo d'accesso a nord, quindi a Trento, alla Valsugana, tutta al Brennero.